Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Scontro, siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e dirette dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenerti un passo avanti con tutto ciò che accade nel mondo azzurro. Prima di immergerci in questo argomento che sta lasciando tutti a bocca aperta, lascia il tuo like. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché ciò che arriva ora promette di agitare, e molto, il futuro del Napoli. Palla da calcio fuoco. Il nome del momento non ha bisogno di presentazioni, Sandro Tonali. Il centrocampista italiano ha brillato nella vittoria del Newcastle per 2-0 contro l'Athletic Bilbao in Champions League, è stato eletto migliore in campo e, al termine della partita, ha lasciato sfuggire una frase che ha aperto spazio a interpretazioni e a sogni. Interrogato sul proprio futuro, Tonali ha risposto in modo enigmatico. Il futuro? È difficile rispondere. Nel calcio pensi anno per anno. Non voglio dire rimarrò qui 10 anni e poi andare via tra 2, 3 o 4. Adesso sono felice, ma quando arriva un'opportunità unica nella vita, bisogna valutarla. Queste parole, registrate da Sky Sport UK, sono cadute come un fulmine sul mercato europeo. Nonostante il contratto valido fino al 2029, Tonali ha evitato qualsiasi promessa di lunga permanenza, segnalando che, pur essendo soddisfatto in Inghilterra, non chiude alcuna porta. Ed è qui che nasce l'interesse. Secondo fonti vicine, anche il Napoli apprezza il giocatore, così come quasi qualsiasi club di elite lo apprezzerebbe. Ma qui arriva il punto dolente, il prezzo. Il Newcastle ha speso circa 80 milioni di euro per acquistarlo. 70 fissi più 5 a 10 milioni di bonus. E oggi, secondo gli analisti di mercato, Tonali non vale meno di questa cifra. Per un Napoli in fase di ricostruzione, anche con una programmazione ambiziosa, si tratta di un valore praticamente proibitivo. A meno che il giocatore non forzi una cessione, cosa che, al momento, non sembra rientrare nei suoi piani. L'interesse della Juventus, prima del suo approdo al Newcastle, conferma quanto Tonali sia sempre stato nel mirino dei grandi, e continui a esserlo. Ma lo scenario attuale è chiaro, Sandro Tonali rimarrà in Premier League. A meno che una combinazione improbabile di fattori non apra la strada per un ritorno in Italia. E, anche in quel caso, sarebbe una corsa milionaria tra vari giganti. D'altra parte, il semplice fatto che Tonali non escluda nulla riaccende un vecchio sogno in Serie A, rivedere il ragazzo di Brescia e vestire i colori del campionato italiano. Per il Napoli, ammirarlo è facile, acquistarlo, molto meno. Il giocatore è diventato uno dei centrocampisti più completi d'Europa, intensità, tecnica, costruzione del gioco, personalità. È il tipo di nome che qualsiasi club vorrebbe avere, ma che pochi possono permettersi. E ora vogliamo sentire te, tifoso azzurro, ti piacerebbe vedere Tonali un giorno al Napoli? Pensi che si inserirebbe bene nel centrocampo di Conte, anche con un costo così alto? Lascia la tua opinione qui nei commenti e partecipa alla conversazione. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo sul mercato azzurro, sostieni il canale con un super thanks, ci aiuta tantissimo a mantenere vivo il nostro lavoro e a portarti sempre le notizie più calde sul nostro Napoli. Forza Napoli sempre!